Non si possono perdere le voci del territorio, la quantità del pluralismo e la qualità dell'informazione, l'altra faccia della democrazia in un paese. A parlare è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, primo firmatario di un emendamento a sostegno delle emittenti locali. Nel decreto rilancio stanziati 50 milioni. È chiaro che le TV locali hanno svolto in questo contesto un lavoro assolutamente importante e capillare e anche per questa ragione abbiamo voluto presentare un emendamento a mia prima firma come Partito Democratico che è diventato pari pari l'articolo 195 del decreto ultimo appena bollinato ieri sera e che fornisce una boccata di ossigeno alla libertà e al pluralismo dell'informazione. In questi mesi di emergenza sanitaria il nostro gruppo Media Nord-Est ha seguito fin dall'inizio, ora dopo ora, quanto stava accadendo, fornendo ai cittadini notizie ed informazioni, edizioni straordinarie per portare nelle case della gente le parole dei sanitari, le raccomandazioni delle istituzioni. Le emittenti locali radio-televisive hanno svolto nel corso di questi mesi un lavoro importantissimo nel territorio di rassicurazione, di accompagnamento. Pensiamo a quanti anziani, anziane, persone sole chiuse in casa erano assolutamente impaurite. E noi sappiamo quanto il numero di ascolti sia cresciuto perché certamente queste persone avevano bisogno di informazione nazionale, ma poi a questo interessava, a questi nostri cittadini interessava anche capire cosa succedeva nel proprio paese, nel proprio ospedale, nel proprio distretto, i morti, il tasso di virulenza del virus, il contagio, le guarigioni, eccetera. Il lavoro, a volte non facile, è stato riconosciuto dal numero degli ascolti che abbiamo raggiunto ed oggi anche dal governo. Ed è per questo che abbiamo voluto sostenere imprese che altrimenti all'interno di una crisi economica di questo tipo avrebbero chiuso i battenti, lasciando interi territori senza voce.